Come Presidente di questo Consiglio Comunale comunico che sul caso Calderoli-Chienghe intendo unirmi al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e tantissimi cittadini e istituzioni che in questi giorni hanno reagito in modo sdegnato alle vergognose parole dell'ex ministro del Carroccio, nonché al vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, il quale durante un comizio leghista nel Bergamasco si è permesso di dire che il ministro Cecil Chienghe sembra un morando. Molte sono state le espressioni di condanna di questo personaggio che nel tempo ha dimostrato, evidentemente senza conseguenze visto l'alto ruolo istituzionale che ricopre, tutta la sua pervicacia nell'offendere in particolare i musulmani e gli immigrati in genere, arrivando molto oltre il cattivo gusto alla volgarità più bassa. Ritengo sia tempo che di fronte a ripetersi di episodi di violenza verbale, di minacce, di incendi di scuole, cui stiamo purtroppo assistendo, ognuno di noi rifletta e si preoccupi del fatto che costui trovi ancora chi in qualche modo lo giustifica o lo difende, o prende le parti a schermo maggiore dell'orango, come ha fatto un nostro conterraneo tale Daniele Stivali. Così facendo si minimizzano le conseguenze nefande sul piano culturale, educativo, sociale di tali comportamenti. Piena solidarietà alla ministra Chienghe, la quale in occasione del conferimento simbolico della cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati tenutesi a Portogallo il 2 giugno, festa della Repubblica, non potendo essere qui presente di persona, a seguito del nostro invito ci ha inviato una bellissima lettera che nella parte finale indirizzata ai ragazzi e alle ragazze così concludeva: vi invito a leggere e innamorarvi della Costituzione italiana, ad apprendere la storia di questa magnifica terra affinché possa diventare più vostra. Vi sprono ad impegnarvi nello studio e nel vostro futuro lavoro per aiutare l'Italia a essere ancora più bella. Una cosa è certa, il leghista Calderoli, autore fra l'altro del cosiddetto Porcello, non sta certo aiutando l'Italia ad essere ancora più bella e dovrebbe anche lui, seppur tardivamente, apprendere la storia dell'Italia oltre che studiare la Costituzione.